Il Parco Veneto del Delta del Po presenta lo stato di avanzamento del progetto per fare di Goletta Verde un hub scientifico, culturale, ecologico e sostenibile. Si è tracciato oggi, infatti, la prima rotta di Goletta Cattolica, l'imbarcazione che per anni ha partecipato alle campagne di Goletta Verde e che ora l'ente mette a disposizione del territorio, delle scuole, della formazione e della ricerca scientifica. Grazie alle sinergie con la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, la Regione Veneto, il Ministero dell'Ambiente e Lega Ambiente. Nei prossimi mesi Cattolica terminerà il suo restauro presso il cantiere Arte Nautica di Loreo e sarà armata con un'aula didattica e un laboratorio scientifico, allestimenti che all'occorrenza potranno far posto a gruppi di escursionisti. L'obiettivo infatti è quello di realizzare un mezzo sostenibile e accessibile utile a svolgere più attività, comprese quelle legate alla valorizzazione e alla promozione del fiume Po, del suo delta e delle sue eccellenze. La goletta cattolica, che deve il suo nome alla città d'origine dei suoi armatori, è stata realizzata nel 1936. Nata come barca da lavoro, poi divenuta peschereccio, durante la Seconda Guerra Mondiale viene sequestrata dai tedeschi che la utilizzano per il trasporto di munizioni sulle coste jugoslave, per poi abbandonarla. Rintracciata e ricondotta in Italia, nel 1990 Cattolica va in disarmo e viene portata a Rimini per la demolizione. Qui però viene acquistata e ristrutturata grazie a un progetto sociale per il recupero dei tossicodipendenti. Rilevata infine da Lega Ambiente, l'imbarcazione continua l'impegno nel terzo settore e dal 1993 è protagonista delle campagne estive di Goletta Verde dell'Associazione Ambientalista. Una vera signora del mare che cattura lo sguardo, e anche per questo il Parco del Delta del Po l'ha scelta oggi come ambasciatrice di una politica di rispetto dei valori ambientali di biodiversità, sostenibilità e cultura. Goletta Cattolica sarà infatti utilizzata nell'ambito di diversi progetti che si alterneranno. I primi a salire a bordo saranno gli studenti delle scuole del territorio e del Veneto, che grazie a Scuola di Mare e Biodiversità a bordo di Goletta Verde potranno svolgere diverse attività, dal corso di marineria al monitoraggio ambientale, dall'esplorazione del territorio all'orienteering, dalla storia dei popoli dell'acqua all'impatto della globalizzazione sull'ambiente e sul clima. Il testimone passerà poi agli studenti universitari che parteciperanno alle attività dell'Osservatorio ambientale del Delta del Po, riserva della biosfera MAB UNESCO. L'ente Parco Delta del Po da anni ha attivato risorse e collaborazione per la creazione di un centro di ricerca unico che possa mettere a disposizione della comunità, degli studiosi e dei tecnici e dei ricercatori la maggior parte dei dati ambientali raccolti, a sviluppare al contempo un sistema di validazione e condivisione. Tale sistema, attualmente attivo ed in corso di implementazione, ha preso spunto da un finanziamento della Fondazione Cariparo nell'ambito della candidatura a riserva di biosfera MAB UNESCO del Delta del Po, per poi integrarci con progetti internazionali sviluppati dall'ente parco. L'incontro di oggi a Porto Viro è stata occasione per presentare contestualmente la campagna social Io C'ero, parte integrante del progetto che nei prossimi mesi coinvolgerà quanti sono saliti a bordo dell'imbarcazione o ne hanno incrociato il percorso nei suoi 25 anni di navigazione con Goletta Verde.